Siamo in compagnia di Fabio Masiero, che è l'allenatore del Roller Recoaro, un Roller Recoaro che ha fatto sudare le sette camicie alla BDL Minimotor Correggio. Vittoria 6-4 per gli emiliani, terzi in classifica, secondi alla pari del Trissino. Voi però non sembravate per niente l'ultima in classifica. Buonasera a tutti. No, questa sera abbiamo fatto una partita, siamo partiti col piede giusto, perché per noi adesso comincia un nuovo campionato, quindi dobbiamo puntare a vincerle tutte e stasera abbiamo fatto bene. Peccato per l'arbitraggio, che è da rivedere secondo me, e anche la scorsa partita ci stava un pareggio, un gol pallina alta, così gli arbitri almeno dovrebbero essere imparziali dal mio punto di vista. L'arbitro di stasera, se riguardi la partita, i due cartellini blu inesistente, un rigore inesistente, e comunque non è per far polemica, sono realista, me la riguarderò anch'io, ma consiglio anche all'arbitro di riguardarla. Andiamo un attimo sulla partita di oggi, che è la nona sconfitta per voi in 10 partite, ma in 6 casi su 9 avete perso con uno scarto tra l'1 e il 2 gol, quindi vuol dire che siete una squadra che le partite le giocate appunto a punto, siete in partita fino al 50°, anche oggi l'avete dimostrato con un 5-4 all'ultimo come tentativo di arrivare al pareggio. Ecco, quale sarà il segreto per il finale di campionato, per cercare di conquistare più punti possibili? La fame e sperare che un po' di fortuna giri, perché fino adesso non è girare la nostra parte, e quindi siamo fiduciosi, se continuiamo a giocare così possiamo far bene. Mister, il segreto di questa partita, perché siete andati sotto 1-0, avete avuto la forza di arrivare al pareggio per 1-1, 1-4, 4-4, quindi avete recuperato un triplo parziale di svantaggio. Anche questo però è indice di forza a livello mentale. Sì, a livello mentale è un indice di forza, è il modo giusto di affrontare tutte le partite, perché sono tutte partite alla pari, sono tutte tirate. È stato un po' il contrario della partita scorsa, che eravamo in vantaggio di 3-0 e siamo andati sotto 4-3, però questa sera abbiamo dimostrato che ci siamo e sono convinto che riusciamo a far bene. In chiusura, prossima sfida se non sbaglio contro il Sandrigo, quindi è una partita dove giocherete in casa, giocherete nell'arena che conoscete bene, l'aspettativa sarà alta, immagino. L'importante è farne uno più di loro, dopo vediamo com'è la partita, vediamo come si sviluppa. L'importante è esserci con la testa e in base agli episodi avere la fame giusta per portarla a casa. Grazie mille a Fabio Masiero, in bocca al lupo a Roller Recoaro per il proseguimento della stagione. Grazie mille anche a voi.